giornata della regata inizia all'incirca alle 9:30. Ritrovo davanti al comune tutti i regattanti vestiti in costume, che è un abito bianco, camicie e pantaloni diciamo larghi sotto il ginocchio. Abito bianco, diciamo che è un abito tradizionale povero dei pescatori. Diciamo nei giorni di festa della regata si adorna con dei nastri, chi lo mette verde, chi lo mette rosso, un po' per scaramanzia, un po' per farlo carino, oppure celeste. Una volta fatto il ritrovo lì si prende un fassone piccolo, quindi si porta a mano lungo le vie del paese sino ad arrivare al boschetto, naturalmente accompagnati da gruppi folcloristici e launeddas e organetto. Una volta che si arriva lì al boschetto, diciamo che è il campo di regatta davanti allo stagno, si incomincia, ogni regattante si prende la sua imbarcazione, incomincia diciamo a prepararsela, si posiziona i remi, si mette un po' di grasso in modo tale che i remi scivolino meglio, chiama poi un addetto, un amico, un parente, solitamente un fratello, il padre, che gli tiene su vassoi per la disciplina a remi. La disciplina a remi viene svolta solitamente di 3 vasche a salire, 3 vasche a scendere. Vasche sono le corsie di 150 metri l'una, quindi diciamo che la disciplina a remi viene eseguita in un metraggio di circa 900 metri. Questo diciamo è per la regata a remi. La regata a canton invece viene svolta in una maniera diciamo che sempre intorno ai 1200 metri, però si parte dove c'è più fondale, quindi si pagaia sino ad arrivare al fondale di 1 metro, 1,20 m, e poi si utilizza la pertica, sa cantonata diciamo. Si passa davanti al pubblico lungo la riva dello stagno, si va quasi al Ponte Romano, poi si torna indietro lì al punto di partenza e poi si taglia di fronte alle tribune diciamo delle autorità. Questa è la regata a cantoni. Il tutto cosa può durare? La regata a remi cosa dura? 20 minuti all'incirca, 20 minuti, 25 minuti, e la regata a cantoni un quarto d'ora, 20 minuti. È una disciplina molto faticosa e all'incirca molti cadono in acqua, molti no, e non ci vuole niente a cadere in acqua. È discorso di abilità, e se il vento poi è molto forte crea più disagio, diversamente se è calmo si riesce a fare una regata normalissima.